il tema di questa giornata è la testimonianza. Come succede abbastanza spesso con questi temi, è un tema che può fare molte cose, per non dire che si può parlare quasi di tutto. Quindi io sceglierò un aspetto molto particolare della testimonianza, forse un aspetto che non vi aspettate, diciamo così. Vi farò alcune citazioni, se c'è qualcosa di non chiaro interrompetemi pure, però proverò ad essere chiaro. Io ho messo come titolo del mio intervento voi siete i miei testimoni. Questo voi siete i miei testimoni è un versetto del profeta Isaia. Un versetto del profeta Isaia che recita in questo modo: voi siete i miei testimoni, dice Dio, prima di me non c'è stato Dio e dopo di me non ci sarà. Questo è il verso che ormai hanno soltanto qualche parola. Quello che vi citerò adesso è un commento talmudico a questo verso. Il commento talmudico di un personaggio molto importante, uno dei più grandi maestri del Talmud, che si chiama Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai collega le due parti del verso. La prima parte del verso, voi siete i miei testimoni, la seconda parte del verso è prima di me non c'è stato Dio, dopo di me non ci sarà, cioè l'esistenza di Dio. Questa è la seconda parte del verso. Secondo Rabbi Shimon Bar Yochai, le due parti sono collegate in che modo? Shimon Bar Yochai dice questo: se voi sarete i miei testimoni, se voi sarete i miei testimoni, prima di me non c'è stato Dio, dopo di me non ci sarà. Se voi non sarete i miei testimoni, si potrebbe quasi dire che io non esisto. E non so se vi rendete conto della forza, per non dire quanto questa frase sia provocatoria. Insomma, sostanzialmente Shimon Bar Yochai dice: se voi siete i miei testimoni, io esisto. Se voi non siete i miei testimoni, io non esisto. È talmente provocatorio che Shimon Bar Yochai alla vista di dire si potrebbe quasi dire che, perché dirlo senza dire si potrebbe quasi dire che è troppo forte, è veramente troppo forte, è veramente troppo provocatorio. Che vuol dire? Che vuol dire se voi non siete i miei testimoni io non esisto? Che vuol dire? Come può permettersi Rabbi Shimon Bar Yochai di mettere in discussione l'esistenza di Dio? Allora, ovviamente Shimon Bar Yochai non mette in discussione l'esistenza di Dio. Shimon Bar Yochai è considerato nella tradizione ebraica il fondatore della mistica ebraica. Quindi insomma non è sospettabile di avere dubbi sull'esistenza di Dio. E allora cosa vuol dire? Quello che vuol dire probabilmente è questo: che esistono due tipi di esistenza. Esiste un'esistenza oggettiva. Questo microfono, va bene? Esiste. Però se questo microfono io lo faccio sparire e voi non sapete della sua esistenza, per me questo microfono continua a esistere perché io l'ho fatto sparire e io so dov'è. Però per voi questo microfono non esiste, non è mai esistito. Esiste un'esistenza oggettiva, il microfono esiste, esiste un'esistenza soggettiva. Per voi esiste o non esiste, per voi c'è o non c'è. Bene, noi siamo chiamati a essere testimoni, questo è quello che dice quel verso di Isaia, noi siamo chiamati a essere testimoni dell'esistenza di Dio, e solo se noi siamo testimoni dell'esistenza di Dio, Dio esiste. Dio esiste nel senso che esiste per il mondo, esiste per gli altri, le persone sanno della sua esistenza, e quindi se noi non siamo i suoi testimoni, a questo punto Dio è come se non esistesse, esiste, è come se non esistesse.
Ma c'è un altro elemento in questa idea della testimonianza, l'altro elemento è questo: noi abbiamo una grande responsabilità, la responsabilità di testimoniare l'esistenza di Dio, ma secondo la tradizione ebraica non basta questo, non abbiamo semplicemente la responsabilità di testimoniare l'esistenza di Dio, abbiamo la responsabilità di testimoniarla nella maniera giusta. Che vuol dire? Vuol dire questo: se io testimonio l'esistenza di Dio, il messaggio che comunico con le mie azioni, con quello che dico, con quello che faccio, è che Dio esiste, mi ordina di uccidere e mutare, ok? Anche se io ho testimoniato l'esistenza di Dio, l'esistenza di un Dio che mi ordina di uccidere e di mutare, in questo modo io sto profanando il nome di Dio. Se io testimonio l'esistenza di Dio in maniera sbagliata, comunicando qualcosa di negativo, io sto testimoniando molto male l'esistenza di Dio, ma non solo sto testimoniando molto male, in realtà sto contribuendo a una profanazione della divinità. Quindi la responsabilità del testimone è questa, è proprio. Da una parte la responsabilità è di testimoniare sull'esistenza di qualcosa, dall'altra è di dare una testimonianza veritiera, di dare una testimonianza giusta. Bene, in che modo si testimonia? In che modo si è testimoni? Questa è la domanda che voglio provare a rispondere. Credo che sia una caratteristica della creazione ebraica. Lasciamo perdere qual è l'origine. Insomma, vedete, hanno una cosa che li differenzia da altre religioni. In genere non hanno fatto proselitismo. Tendono a non fare proselitismo, anzi, a volte siamo accusati del contrario, abbiamo delle difficoltà nelle conversioni, facciamo difficoltà con non è facile convertire quello, anche se è possibile convertire quello, non è facile convertire. Quindi gli ebrei non hanno fatto proselitismo nella storia, non tendono a convincere gli altri del fatto che l'ebraismo sia la religione per eccellenza, non tendono a fare propaganda per la tradizione ebraica. Allora che significa testimoniare? Insomma, se io non devo fare proselitismo, se io non devo andare in giro a predicare la giustizia della verità ebraica, che vuol dire testimoniare? Che vuol dire fare testimonianza? Perché questo sia tipicamente ebraico. Ma tipicamente ebraico è questo. Noi testimoniamo non attraverso le parole, o perlomeno non solo attraverso le parole, ma attraverso l'azione, attraverso il comportamento. Questa è la testimonianza fondamentale in tutta la tradizione ebraica. Nella tradizione ebraica testimoniare significa comportarsi in un certo modo e attraverso il comportamento comunicare. Noi comunichiamo attraverso le parole, noi comunichiamo ancora di più, secondo i nostri maestri, attraverso il nostro comportamento, attraverso le nostre azioni. Ed è questa la testimonianza fondamentale. Noi testimoniamo attraverso l'azione, testimoniamo molto di più attraverso l'azione di quanto testimoniamo attraverso le parole. Che vuol dire testimoniare attraverso l'azione? Voglio dare due esempi tratti dalla tradizione ebraica di cosa significa testimoniare attraverso l'azione. Un esempio è questo, è un passo del Talmud. Un passo del Talmud nel trattato di Yomah, il trattato che tratta delle giovani per eccellenza della tradizione ebraica. Nel trattato di Yomah del Talmud c'è scritto in che modo l'uomo può, l'ebreo può fare quello che si chiama Kiddush Hashem, cioè santificazione del nome di Dio. Noi ogni giorno pronunciamo per 2 volte al giorno, recitiamo per 2 volte al giorno una preghiera che si chiama Shema. Lo Shema è una preghiera forse importante, che credo, però Shema a un certo punto, all'inizio è l'affermazione dell'unità di Dio, l'affermazione del mondo
monoteismo, eccetera, eccetera. Subito dopo, nello scema c'è scritto Ve'ala pratica Shemelotecha, che vuol dire amerai il Signore tuo Dio. I maestri del Talmud dicono che vuol dire amerai il Signore tuo Dio. Non vuol dire semplicemente che devi amare Dio, ma devi fare in modo che Dio sia amato. Cioè fai in modo che Dio sia amato, fai in modo che il nome di Dio sia amato. A questo punto il Talmud si chiede in che modo posso fare in modo che Dio sia amato. La risposta che dà il Talmud è di una semplicità, scusate, oserei dire di una banalità assoluta. E vorrei che riflettessimo su questa banalità. La banalità che dice il Talmud è la seguente: in che modo una persona può fare amare Dio? Bene, porta il seguente esempio. Un ebreo che studia Torah, studiare Torah nella religione ebraica è fondamentale, lo studio della religione ebraica, lo studio della Bibbia, lo studio del Talmud. La persona che studia Torah è una specie di esempio di ebreo religioso, diciamo così, va bene? Un ebreo, oggi diremmo, un ebreo religioso, insomma, allora studia Torah, osserva i precetti ebraici e che contemporaneamente parla, ci cito per letteralmente, parla in maniera tranquilla e gentile col prossimo, si comporta correttamente con gli altri, fa affari in maniera corretta, si comporta correttamente negli affari. Di questa persona, dice il Talmud, le persone saranno portate a dire: guardate cosa significa studiare Torah, guardate cosa significa essere ebrei religiosi. Significa trattare bene le persone, significa comportarsi correttamente nei confronti del prossimo. Bene, in che modo io posso fare amare Dio? Facendo in modo che il rispetto della norma religiosa sia collegato al comportamento corretto. Sembra una ovvietà, non è così ovvio. Non è affatto così ovvio, non è ovvio nella vita quotidiana. Non è ovvio che il rispetto della norma religiosa sia sempre collegato al comportamento corretto. Fare questo significa fare amare Dio, fare in modo che le persone siano portate a collegare le due cose, a collegare il comportamento quotidiano al rispetto della norma religiosa. Bene, qual è il messaggio che ci comunica il Talmud e che comunichiamo con il nostro comportamento? Il messaggio che ci comunica il Talmud, tanto per cominciare, è questo: attenzione, niente è banale. Non esiste niente di banale. Nel momento in cui sto parlando con una persona, tratto male una persona, tratto bene una persona, sto facendo una cosa assolutamente banale, perché in quel momento non sto facendo niente di banale. Ogni nostra azione ha un'importanza fondamentale. L'idea è che ogni nostra azione ha un'importanza fondamentale. Ogni nostra azione incide su noi stessi, incide sugli altri. C'è un grande maestro contemporaneo che si chiama Chaim Shmulevich, che dice che il rapporto col prossimo è un rapporto molto complicato, perché avere un rapporto con gli altri è come giocare col fuoco, prima o poi ci si scorda. Ecco, attenzione, il rapporto con gli altri, il non fare del male e il fare il bene del prossimo, è una cosa di cui ci mettiamo la bocca quotidianamente e che diciamo in continuazione: dobbiamo amare il prossimo, dobbiamo essere solidari, eccetera, eccetera. Una cosa assolutamente giusta, verità, non voglio dire che non è vero, non è giusto, è complicato, non è affatto semplice. Comportarsi bene con gli altri è una cosa banale, apparentemente banale, ma estremamente complicata. Noi possiamo a volte fare il male pensando di fare il bene, noi a volte possiamo avere un comportamento
vincolo della nostra vita. Bene, attenzione, questo è quello che ci comunica il passo del Talmud. Il passo del Talmud va avanti e ci dice, attenzione, dal nostro comportamento verso gli altri non dipende soltanto la nostra vita, la vita degli altri, ma dipende la vita del mondo, dipende il rapporto con Dio. Dal nostro comportamento verso gli altri dipende il rapporto con Dio, dipende il rapporto non nostro con Dio, ovviamente dipende il nostro rapporto con Dio, ma dipende il rapporto del mondo con Dio. Noi comunichiamo qualcosa che può incidere sul rapporto degli altri con Dio. E questa è una responsabilità che dal punto di vista ebraico è colossale. Un passo del Talmud, il trattato di Kiddushin, che dice che una nostra azione, ogni nostra azione può decidere il destino del mondo, non il nostro destino personale, il destino del mondo. Questo è un elemento della testimonianza. C'è un secondo elemento, molto più operativo. Io ho citato prima un passo molto famoso della tradizione ebraica, che è lo Shema, in cui c'è scritto amerai il Signore tuo Dio. Non è detto fai in modo che non in Dio sia amato, questo è quello che ho detto. Però il passo continua, va avanti e dice questo: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Il Talmud interpreta questo passo in questo modo, che significa con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. L'operazione è abbastanza sorprendente. Con tutta la tua anima, perfino se devi sacrificare la tua vita, con tutte le tue forze, con tutto il tuo denaro, perfino se per questo devi sacrificare il tuo denaro. Bene, lasciamo prendere per un momento il denaro, sembra quasi una battuta antisemita. Allora, lasciamo prendere per un momento il denaro. Soffermiamoci un secondo su questo. Perfino se devi sacrificare la tua vita. Questo è un passo problematico, perché noi normalmente diciamo esattamente il contrario. Diciamo che una delle caratteristiche ebraiche che ci differenziano anche da altre religioni è che noi, riassumo una battuta, vogliamo vivere da ebrei e non vogliamo morire da ebrei. La nostra aspirazione è vivere da ebrei, non morire da ebrei. Non è questa la nostra aspirazione, la nostra aspirazione non è morire per rimanere ebrei. Questa battuta è assolutamente vera, ciò che dico è assolutamente vero. È vero che vogliamo vivere da ebrei, vogliamo vivere da ebrei, non vogliamo di sacrificare la nostra vita, non abbiamo un'aspirazione al martirio, non c'è nella tradizione ebraica un'aspirazione al martirio, però come tutte le regole ha un'eccezione e come tutte le eccezioni confermano la regola. Allora, qual è l'eccezione? L'eccezione è che in alcuni casi nella tradizione ebraica è richiesto di sacrificare la propria vita. Ci sono alcuni casi estremi, ovviamente non entro nei particolari di regole alla fase, diciamo, della tradizione ebraica sull'argomento. Però ci sono casi estremi in cui viene chiesto di sacrificare la propria vita. Faccio due esempi di casi estremi. Un caso estremo è l'omicidio. Una persona mi chiede di uccidere un'altra persona e se io non uccido quell'altra persona vengo ucciso io. Questa è la mi chiede di fare il killer per lui, però se non faccio il killer sono io che rischio di uccidere. In questo caso la regola è farsi uccidere piuttosto che uccidere. Farsi uccidere piuttosto che uccidere. Questa è la regola che non c'è, in questo caso, nel caso dell'omicidio, non c'è, non salvo la mia vita a spese delle regole. C'è un secondo caso di tutt'altro genere, ed è
quello dell'idolatria. Nel caso di idolatria, nel caso in cui viene le chiese, di pescare un culto idolatra, la tradizione ebraica chiede il sacrificio della propria vita. Piccola parentesi, purtroppo quando parliamo di queste cose ne parliamo in maniera non solo teorica. Nella tradizione ebraica noi non abbiamo la spiegazione negativa, però in altri ebrei ce ne sono fin troppi, ne abbiamo fin troppo. Moltissime persone che hanno sacrificato la propria vita nel corso della storia ebraica per mantenere semplicemente la propria identità ebraica, per rimanere ebrei, per non perdere la propria identità ebraica. Ma che senso ha se diciamo che noi vogliamo vivere per ebrei, non vogliamo morire per ebrei? Perché invece in alcuni casi ci viene chiesto in maniera molto forte di sacrificare la vita? E volevo rispondere a questa domanda facendo una citazione una volta tanto non rabbinica, citando un ebreo italiano molto noto, è Carlo Rosselli. Carlo Rosselli, fondatore di Giustizia e Libertà. Carlo Rosselli è stato un noto combattente antifascista e per combattere il fascismo Rosselli fece una cosa notevole. Era un uomo ricco, era una famiglia ebrea fiorentina ricca, spese una quantità enorme di denaro e poi morì anche spese una quantità enorme di denaro per fare operazioni spettacolari, propagandistiche, eccetera, eccetera. Tanto che arrivò al limite di non avere veramente i soldi per mantenersi. A chi chiedeva di fermarsi, bloccarsi un momento, stava rovinandosi economicamente, rispose in questo modo: se si crede in un ideale, si deve essere disposti a sacrificare il proprio denaro e la propria vita. Questo probabilmente non lo sapeva, stava citando il commento talmudico allo Shema. Lo Shema dice, a me devo dire, se non parlava di Dio, non parlava di ideale, non parlava di un altro, però l'idea è questa, per dimostrare che veramente crede in qualche cosa, deve essere disposta a sacrifici estremi. Ed è notevole, il sacrificio estremo è la vita, il sacrificio estremo può essere anche proprio denaro. E se ci pensiamo un momento ci accorgiamo che a volte è veramente un sacrificio estremo. Spendere proprio denaro per qualche cosa, spenderlo in maniera così consistente, è notevole, non è facile, non è affatto facile, non è affatto facile. L'ambito della Shema dice esattamente questo: devi essere disposto a sacrificare ciò che ti chiedi normalmente più caro, il tuo denaro, il tuo lavoro. Perché questo? Perché essere disposti a un sacrificio estremo, in alcuni casi, se è chiaro, in una migliorata dei casi, in una stragrande maggioranza dei casi questo sacrificio non mi viene chiesto, però in alcuni casi significa dimostrare che a questo io credo veramente, che a questo ideale io credo veramente, che a queste cose io credo veramente, che per queste cose sono disposto a mettermi in gioco. Credo che sia un insegnamento molto importante. Noi parliamo molto spesso di idee e di ideali. Il punto critico è quando ci viene chiesto per le nostre idee di mettersi in gioco. Quando ci viene chiesto di mettere in gioco qualche cosa che otteniamo veramente. Questo è il momento in cui dimostriamo noi stessi innanzitutto che ci crediamo veramente, ma soprattutto lo dimostriamo agli altri, lo dimostriamo al prossimo, lo dimostriamo agli altri che quello che stiamo facendo è qualcosa di cui crediamo veramente e lo dimostriamo nei momenti esterni, lo dimostriamo nei momenti critici. È vero, il sacrificio della vita è chiesto soltanto in casi estremi, in genere non è affatto richiesto, però questi casi estremi sono importanti, perché attraverso questi casi estremi, di nuovo, noi testimoniamo che quello che ci viene insegnato è
qualcosa in cui crediamo. E per questo possiamo comunicare. Noi non possiamo comunicare qualche cosa in cui non crediamo. E credere in qualche cosa significa essere disposti ai sacrifici, se no noi non comunichiamo niente, se no le nostre parole sono parole vuote, se noi non siamo disposti a significare qualcosa di noi, a quello che crediamo, ciò che comunichiamo, non lo comunichiamo, perché noi non possiamo comunicare se non qualche cosa che veramente è detto di noi. Cioè, un passo dei nostri maestri che dice che ciò che esce dal cuore entra nei cuori, ed è uscito fuori. Perché essere del cuore, insomma, se le cose veramente sono del cuore, sono risorse che si concludo con un'ultima citazione, una citazione da un autore moderno, un grande rabbino americano di origine lituana, che è Yosef Dov Halevi Soloveitchik. Soloveitchik ha scritto vari libri. Un libro di Soloveitchik si intitola in questo modo libro ebraico, anche se probabilmente non riuscito ad apprezzare la particolarità che si apprezza solo in ebraico. Il titolo è Besod al-Yahid del-Yahad. Questa che vuol dire nel segreto del Yahid vuol dire individuo e Yahad vuol dire stare insieme. Nel segreto dell'individuo dello stare insieme, del singolo e della collettività. Per Soloveitchik dedica a questo tema buona parte dei suoi scritti. Soloveitchik nota una cosa, nota che in ebraico, in italiano non si riesce a rendere allo stesso modo, in ebraico la parola individuo e la parola stare insieme hanno la stessa radice. Che cosa vuol dire? Tento di riassumere il problema. Soloveitchik quello che ci vuole comunicare prima di questo. La reazione ebraica si sottolinea moltissimo l'importanza dell'identità di popolo, ma anche dell'identità individuale. Ognuno di noi ha il dovere, attenzione, non solo il diritto, ma il dovere di costruire la propria identità individuale. Ognuno di noi ha il dovere, quando il popolo, ha il dovere di costruire la propria identità di popolo. L'identità è fondamentale, la tradizione ebraica l'identità è fondamentale. Viviamo, parliamo, è passata una vita a sentir parlare e a parlare di identità. Attenzione, continua ad essere fondamentale. L'uomo che non costruisce la propria identità, l'uomo che non costruisce la propria individualità è un essere umano parziale, è un essere umano che è più una copia di qualcuno, che è un vero individuo per l'essere umano. Quindi costruire la propria individualità è fondamentale. Però attenzione che la costruzione dell'individualità non diventi individualismo. Attenzione a non far diventare la costruzione della propria identità individuale un fermarsi a se stessi, un fermarsi a guardarsi allo specchio sostanzialmente, è un considerare di esistere, di essere centro dell'universo, non considerare ciò che abbiamo detto. Soloveitchik dice nella tradizione ebraica la costruzione dell'individualità è un primo passo per costruire lo stare insieme, che le due cose sono strettamente legate. Da una parte, se io non costruisco la mia individualità, non sono utile a nessuno, perché a nessuno è utile un uomo. D'altra parte però, se io costruisco soltanto la mia individualità senza fare in modo che la mia individualità serva agli altri, di nuovo non ho assolto il mio compito. Questa era che riassunta in un passo del Pierrot che dice questo: se io non sono per me, che mi ha citato la seconda pagina, che mi ha citato il famoso libro di Primo Levi, se io non sono per me, chi è per me? E
se io sono solo per me, che cosa sono io? Da una parte io devo essere per me, devo considerare me stesso, devo costruire me stesso, dall'altra costruire me stesso deve essere il primo passo per costruire lo stare insieme, per costruire il collettivo. Bene, che cosa vuol dire testimonianza? Testimonianza vuol dire che io non sono solo un individuo, che io devo testimoniare nei confronti del prossimo, devo comunicare qualche cosa al prossimo, che è un mio dovere fondamentale comunicare al prossimo. Credo che sia un messaggio importante in una società come la nostra, in cui una società che va molto verso l'individualismo, una società in cui si sente molto spesso ripetere una frase, che come consideriamo una frase accettata, normalmente accettata. È un problema privato, è un mio problema privato. Ora, sia chiaro, ognuno ha diritto al proprio privato, ognuno ha il diritto al proprio privato, però attenzione a non trasformare il privato in una gabbia che ci impedisce di capire che in realtà tutta la nostra vita è una vita in cui noi dobbiamo essere d'accordo con gli altri e che noi abbiamo dei doveri verso gli altri. Se noi non capiamo questo, non capiamo una parte fondamentale del messaggio ebraico, e se non capiamo questo è inutile parlare